Un racconto della Grande Guerra attraverso gli occhi di Don Felice, cappellano militare sul fronte del Piave dopo Caporetto. Lorenzo Panizzolo, autore de Il destino di Felice, ha presentato il suo ultimo libro alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, in occasione del nuovo incontro dell'Aperilibro, l'incontro con l'autore seguito dall'aperitivo. L'opera di Panizzolo rivela il dramma dei soldati e dei loro ufficiali, la vita nelle trincee e le emozioni di chi combatte. Un viaggio nell'animo umano durante il conflitto, tra paura, coraggio e amore. Il libro racconta l'esperienza di Don Felice, che è un cappellano militare comandato in trincea sul Piave nel 1918. E racconto come un prete ha vissuto o può vivere un'esperienza così drammatica accanto ai fanti, accanto ai commilitoni. Di sicuro un uomo quando torna dalla trincea non torna come quando è partito, perché l'esperienza è drammatica, e ho voluto capire come un cappellano riesce a superare con la sua fede anche lui questa esperienza, oppure se l'esperienza lo segna in qualche modo. Che ragionamento ci è voluto per arrivare a raccontare la storia di questo prete? Ho cercato, perché un po' il segreto del romanzo è la storia, l'originalità della storia. Mi sono appassionato alla Prima Guerra Mondiale, è stata una tragedia immane, e esplorando le varie figure, gli attori di questa storia, ho capito che il cappellano militare ha avuto un ruolo molto importante e poco noto, perché ho trovato carteggi, cioè lettere che lui scriveva ai suoi superiori, al vescovo, ma non ho mai trovato un romanzo che entrasse nella personalità, nell'intimo di un sacerdote. E quindi ho pensato di dare spazio a questa figura, che ha avuto poi un ruolo molto importante, perché ci sono stati centinaia di preti chiamati, alla divisa. Moltissimi sono stati uccisi perché andavano sotto le trincee nemiche a recuperare i feriti. Alla fine facevano anche oltre il loro ruolo, e molti erano impiegati come soldati infermieri negli ospedali. Quindi ho voluto dare risalto a questa umanità, a questa figura così importante e forse poco conosciuta. Questo è un libro che racconta sì di storia, ma è una storia inventata. Come è riuscito a collegare la fantasia alla realtà? Allora, ho tracciato il perimetro e il confine rigorosamente storico, e è stato faticoso ricostruire la realtà di luoghi e di città vecchie di 110 anni fa. Poi come il narratore e il romanziere si prende delle piccole libertà, e quindi ho costruito questo personaggio, e con lui anche altri, e li ho fatti vivere e muovere secondo il mio disegno, Non è un libro che parla solo di uomini, perché gli uomini sono in trincea, sono i fanti, sono i commilitoni, ma esplora anche l'universo femminile, come le donne si sono trovate poi in questi frangenti a vivere e a confrontarsi con la tragedia anche loro immane che è stata la Prima Guerra Mondiale.